Una violenta rapina avvenuta a Marostica il 5 settembre scorso ai danni di due orefici il primo giorno della Fiera dell'Oro a Vicenza. Un'aggressione con un bottino di oltre 600.000 euro di cui non si era mai saputo nulla. La denuncia da parte di un imprenditore orafo brasiliano di 63 anni e una cittadina svizzera di 81 era stata presentata la stessa sera agli agenti del commissariato di Bassano. Adesso la polizia informa che c'è un passo avanti nelle indagini. Il 29 luglio gli agenti del commissariato hanno eseguito a Castelvolturno, in provincia di Caserta, un decreto di perquisizione personale e domiciliari nei confronti di un 27enne napoletano, già conosciuto dalle forze dell'ordine per numerosi precedenti e condanne. È sospettato di aver fatto parte della banda e indagato a piede libero. Durante la perquisizione sono stati sequestrati 2 telefoni cellulari in uso all'indagato che saranno sottoposti ad accertamenti tecnici nella speranza di recuperare elementi utili a ricostruire ruoli, contatti e dinamica del colpo commesso dalla banda. L'inchiesta nasce dalla brutale aggressione subita dai 2 imprenditori all'esterno di un locale pubblico. Un comando composto da almeno 3 persone li aveva assaliti con violenza, provocando anche lesioni personali per impossessarsi dei 2 trolley riposti nella macchina della coppia, contenenti l'ingente quantitativo di pietre preziosi, in particolare acque marine.